Scognamiglio, l'ultima frontiera dell'agricoltura con i sistemi idrici di precisione. Vediamo. Cocomero a pezzamento 173, da irrigare oggi con 7,7 mm. Non una goccia in più né una in meno, ogni campo va irrigato con la giusta quantità di acqua nel posto e nel momento più appropriato. E questa è l'ultima frontiera dell'agricoltura di precisione. Ciao Gioele, queste le tue informazioni irrigue di domani. Gioele ogni mattina smartphone alla mano gestisce da qui l'irrigazione dei suoi appezzamenti. I sensori applicati al drone fotografano come uno scanner lo stato del terreno, l'umidità, il tipo e la fase delle colture. Attraverso sofisticati calcoli il software unisce poi queste informazioni alle condizioni meteo della giornata. Mi dice quando, come e dove devo irrigare. Siamo a Mezzolare di Budrio, a pochi chilometri da Bologna, e questo è il primo acquacampus italiano, un laboratorio a cielo aperto dove i ricercatori del CER, il canale Emiliano Romagnolo, e l'ANBI, l'Associazione Nazionale delle Bonifiche e delle Irrigazioni, da anni sperimentano sistemi idrici di ultima generazione. La parola d'ordine è la tutela dell'ambiente, in nome di un uso più corretto ed efficace delle risorse idriche del nostro paese. L'84% del Made in Italy agroalimentare dipende infatti proprio dall'acqua. Un ettaro irrigato rispetto a un ettaro non irrigato aumenta di 10 volte la loro produzione. Questo è abbastanza per dire quanto sia importante l'utilizzo della risorsa idrica. Ecco come, ancora una volta, la sostenibilità del territorio può conciliarsi con le esigenze economiche di produttività, un risparmio per la nostra terra, ma anche per le tasche dei nostri agricoltori. Oggi è la giornata